Ciao amici, benvenuti al 21esimo episodio. Sarà un episodio breve, a differenza del precedente, e anche molto veloce perché sarà soprattutto incentrato a recuperare la manodopera persa e a sfruttare il momento proficuo, insomma, in cui stiamo guadagnando stabilità cioè, sì, abbiamo il massimo della stabilità e quindi possiamo godere un periodo di pace e prosperità, possiamo dire. E comunque ci prepareremo perché sappiamo che prima o poi ci toccherà un'altra guerra con i soliti rivali. Quindi magari creeremo pretese su Tangeri e su Malta. Esatto. È vero, un'altra cosa era cercare di migliorare le relazioni con la Russia, che ci odia tanto, però magari se le miglioriamo tanto ci odierà di meno. Ok, iniziamo subito. A velocità 4 direi che può andare bene. Wow. E qui io gioco sul mercantilismo, dato che siamo messi abbastanza bene. Ah, è morto. Vabbè, io direi di usare questo allora, dato che ci serve tanto il potere missionario. Solite guerre. Ecco. Povera Inghilterra, non ce la fa più. Allora, questo abbiamo detto lo mandiamo in Russia. Speriamo che il Papa ci inizi ad amare un po' di più. Non si può andare avanti così. Questi sono inglesi. Ti pareva che... Ma arrivano lontani sti inglesi, io non li sopporto. Non abbiamo neanche casus belli contro i loro. Già, questo è un bel problema. L'unica possibilità che avremmo è colonizzare questa regione. Qui una solita guerra in cui i mamelucchi straperderanno. Va bene. Qui il Marocco ha perso le speranze di occidentalizzarsi. Evidentemente. Ehi, qui l'inflazione risale. Peccato aver perso quel maestro alla zecca, davvero un peccato. Si era presa, tre buone province. Ah, di nuovo. Ma pensate, di solito non capita mai, invece due volte in seguito è capitato questo evento. E volevo vedere invece quanto siamo veloci nella conversione a sto punto. Dov'è? Qua. Come vedete siamo molto più rapidi. Potremmo convertire un sacco di province. Già. Qui i soliti problemi.
malefici. Siamo troppi. (28) siamo comunque troppi. Facciamo così. Bene. Abbiamo guadagnato. Perché abbiamo guadagnato? Dov'è che vi siete intrufolati? Ah, mica tanto lontano. Però mi sono dimenticato. Vabbè, geniale questo. 2 colonie vi siete fatti, mi sa. Come siamo invece a limite di navi? Siamo ancora sotto il limite, ma penso. Ottimo. Ok, abbiamo fabbricato la pretesa. Potremmo anche tentare una guerra contro gli ottomani. Tra un po', naturalmente, perché... Ottimo anche questo. Havana come se la cava? Ottimo, ottimo. La Norvegia! No! Chi se l'aspettava la Norvegia? Oh, sono alleati con l'Inghilterra, quindi questo è ottimo perché ci potrebbe... Ma non hanno neanche le idee... non hanno nessuna idea come fanno. Hanno dei coloni per le idee norvegesi? Già per quello? Ma pensate. Dobbiamo fermarli, dobbiamo prenderci l'Islanda a sto punto. Le cose più odiose che si siano mai ricordate. Ok, distrutti, dai. Non abbiamo perso quasi niente. Allora. Anzi, rimanete pure qua. Tanto. E che cavoli. Allora. Mettiamo questo qua e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Allora. Questo possiamo mandarlo a fabbricare pretese su Monastir. No, vabbè, in effetti Monastir non serve. Accontentiamoci al momento. Magari su Malta. Partiamo da Tangeri. Tangeri. Bene. Marocco collassato. Dovrà dire addio. Mi ero dimenticato di un piccolo particolare. Immagino proprio siano inglesi questi. No.
non sono inglesi. Molto meglio, sinceramente. Non posso, credo. Morona è pronta. Ok. Ho un colono libero. E a sto punto che colonizziamo? Questo? Potrebbe essere un'idea. Se no anche qui. O qui. No. Non so. Perché? Ma sì, per il momento mandiamolo qua. Tu pattuglia. Ah, le solite ribellioni insignificanti. Ok, e la Danimarca purtroppo contro la Svezia non può far molto. Purtroppo o per fortuna, insomma. Teologo a 3 stelle. Questo è importante. Perché un teologo a 3 stelle può farmi prendere quella decisione. Questa. Di una decisione molto utile e importante, che è quella di bruciare gli eretici. Non so perché dà solo effetti positivi comunque. Allora, eh, però anche questo è molto utile. Michele Moro, mio Dio. E che combiniamo a sto punto? Bella domanda. No, io direi tenere comunque per un pochino il nostro carissimo advisor e sostituirlo più avanti, semmai. Ah, hanno scoperto il nostro agente. Malefici. Ok. Quant'è adesso il nostro guadagno a commercio? Credo che col mercantilismo sia aumentato. Sus va bene. Ok. Vabbè, può andare bene. Speriamo che rispettino le loro pretese di cambiare religione. A coloro. A quelli. Ma davvero riusciamo a tenere 3 cardinali? Siamo troppo fantastici. Brandeburgo è collassato. Beh, questo non importa.
vogliono un rimpiazzo, Perché era così bravo? Vabbè. Voi che idee avete? Fatemi ricordare perché... Colonial? Una. Però non avete mai colonizzato un bel niente. Ok. All'attacco. Credo siano poco avanzati tecnologicamente. Non sarà un gravissimo problema. Anche se ho dimenticato di alzare il morale. Accidenti. Il governatore di Casanova è morto. Ok. Calma. Ok. Allora, abbiamo convertito ancora questi simpatici. Grazie al nostro carissimo inquisitore. Ma godiamoci la pace. Tu perché non torni? E tu? Non me ne ero accorto? Boh. Che cavoli. No, infatti. Dovete tornare voi. Perché ci odi Russia, dai? Dobbiamo volerci bene. Anche loro. Maledetti. Si spostano sti indiani qua. Vabbè. Questi non... Boh, non la sbrigheranno mai. Ancora cacao? Interessante, quella regione lì deve essere molto famosa per la produzione di cacao. Potrei persino prendere... Non è male prendere questa idea. Però aspettiamo un po'. Quel nostro alleato non se la cava mai bene. Ultimamente soprattutto. Ok, pretese su Tangeri, ora su Malta. Potrebbe essere un'altra idea, Malta. Lake Okeechobee. Ah sì? Va bene, meglio così. Boemia, Brandeburgo, no. Colonia. Beh, abbiamo già migliorato molto con voi. Mandiamolo a Magonza. E io direi... Costruiamo qualcosa di utile.
Ecco, un'ambasciata sarebbe utile. Facciamola a Venezia, dai. Wow, ottimo. Un po' di manodopera non fa mai male. Non credo che potessero accadere le due cose insieme. La Francia diventa sempre più potente, come è noto. Poi, troppi eventi positivi. Doveva capitarne anche uno negativo, come l'infelicità tra gli artigiani. Giustamente, molto... normale, normale. Dove possiamo produrre più beni? Questo è interessante. Verona, Romagna, Brescia. Io produrrei invece più. Però per farlo serve... Ah, facciamo questi due invece. Ah, non l'abbiamo già fatti. Allora facciamo questo. Ok. Abbiamo già finito i soldi. Ma sapete cosa vi dico? In effetti servono un po' di soldi, ma poi recluto il teologo. Perché in effetti guadagniamo in un momento la metà dei benefici che ci dà quest'altro, quindi non ha senso mantenerlo. Fortezza di Sant'Andrea. Il forte di Sant'Andrea fu costruito nel 1545 per proteggere l'ingresso principale a Venezia dall'Adriatico. Il forte fu progettato dal famoso architetto Michiel San Micheli. Era probabilmente l'unico architetto italiano in quel secolo che potesse vedere l'architettura greca, siccome aveva viaggiato per i possedimenti greci della Repubblica Veneziana. La fortezza stava come protezione di Venezia, fu una protezione di Venezia per oltre 300 anni. Lo costruiamo oppure è troppo costoso? Allora, 508 ducati, costa un po' sto forte. Accidentaccio. Lo costruirei pure io, ma... Non... Quant'è che costa tipo questo? 500. Non lo so. Più che altro quanti debiti dovrei fare proprio? 2 debiti tipo. E vabbè dai, facciamolo, costruiamolo. Ok, 2 debiti. No, ecco perché poi... Dimentico i diplomatici. E su sto stato è la chiesa, perché... Allora... Deve capire lo stato della chiesa una cosa importante, che noi gli vogliamo bene. Per finta, però gli vogliamo bene. Quindi... no, come...
volevamo, ecco dov'è, eccolo qua. Wow, è così facile, gli regaliamo 25 ducati, così. Perché devi esserci ostile nonostante noi ti vogliamo così tanto bene? Perché? Vabbè. Ci stiamo provando in tutti i modi, ma sembra inutile. Voglio fare alleanza con lo Stato e la Chiesa, ma... ecco. Miglioriamo le relazioni. Qui non succede niente. Wow. E qui come va? Va non benissimo per loro. Invece i portoghesi, immagino, sono un po' più avanti. Guadagniamo un sacco di soldi ogni secondo. Si sono presi... diverse province. Qual è la... 2% l'interesse? Non è tanto alto. Penso che 2 o 3 mesi... Due mesi bastano? No, 3. Servono 3. Ok, si sono convertiti, ottimo. Grazie, ottomani. Friesland non è un... no, un elettore. Ecco l'evento famosissimo che attendevamo così disperatamente. Allora, quando il Papa oh mio Dio, con in previsione, insomma, di sconfiggere le eresie, scusate, degli albigesi e dei patari, e... Endeavor, penso voglia dire, si sforzò di stabilire ovunque in Italia la Inquisizione domenicana. Quando questo avvenne, la Repubblica resistette alla sua introduzione a Venezia. Lo Stato si incaricò
incaricò se stesso di scoprire gli eretici, che quando erano catturati erano esaminati dal patriarca, il vescovo del castello, oppure da altre magistrature veneziane. La corte esaminatrice era, cioè, doveva solo rispondere dei fatti, no? Dare un resoconto ai fatti. Dipendeva invece dallo Stato se l'esaminato era o no colpevole di eresia. La punizione era riservata all'autorità secolare. Questa disposizione delle cose non soddisfava la corte di Roma. Un inquisitore fu nominato dal Papa, ma ok, esso insomma, doveva richiedere comunque il beneplacito del doge prima di poter agire, e una commissione fu creata, una commissione di tre nobili veneziani, per sedere come assessori, come consiglieri dell'ufficio sacro, del Sacro Uffizio. Il loro dovere era di proteggere i diritti dei cittadini veneziani contro, insomma, le pretese ecclesiastiche, includendo in ciò la non interferenza nelle materie religiose presso le colonie. Senza la loro presenza e la loro, insomma, la loro conferma, nessuna azione del Sacro Uffizio era valida a Venezia. L'Inquisizione a Venezia non era certamente uffizio sanguinario, o un ufficio, insomma. E grazie senza dubbio al largo grado di di comportamento indipendente dello Stato, che insisteva sulla presenza di di consiglieri, lei, non so di cosa significa, lei assessors, comunque insomma, di commissioni di giudici, insomma, e di osservatori in ogni giudizio. Possiamo scegliere Venetian First, cioè prima veneziani e solo in secondo grado cristiani, oppure siamo profondamente, veramente cattolici, insomma. E io pensavo proprio di scegliere questo, perché se scegliamo prima veneziani, secondo cristiani, la tolleranza agli eretici aumenta, però gli eretici ormai stanno scomparendo dal nostro territorio, quindi non aiuta molto. In più perdiamo influenza sul Papa, e l'unico vero vantaggio sarebbe più unità religiosa, cioè anche se c'è ancora qualcuno a convertire, ne subiamo meno conseguenze negative. Invece se diciamo noi siamo veramente cattolici, guadagniamo efficacia dei missionari, perdiamo tolleranza di eretici che comunque non abbiamo nel nostro Stato, abbiamo più influenza sul Papa, e in più miglioriamo pure la nostra relazione col Papa di 20. Quindi, dato che ci serve pure le relazioni buone col Papa, diciamo noi siamo veramente cattolici. Finalmente è avvenuto sto fatto che attendevo da tantissimo tempo. Davvero. Ottimo, ottimo, ottimo. Qui intanto abbiamo recuperato la manodopera, devo dire. Ottimo, anche questo è ottimo.
Tutto ottimo. Qui possiamo... C'è solo da scegliere cosa fare prima. Allora, prima di tutto introduco costui. Ecco, grazie. Così prendiamo pure la decisione. Wow. Possiamo prendere diverse religioni. Che religioni? Decisioni. Questa è di sicuro utile. Da ora in poi, come conseguenza di che sembrano molto correlati i due eventi, abbiamo introdotto l'Inquisizione e gli eretici da oggi si vanno a rogo. Mio Dio. E in realtà non c'entrano niente. Che curioso evento, eh? Perché una è dovuta al fatto che abbiamo preso finalmente questo teologo e l'altro a un evento che poteva capitare in qualsiasi altro momento del gioco praticamente. Comunque questa combinazione di eventi ha reso molto più difficile agli eretici stare nel nostro stato. Infatti adesso le conversioni saranno molto rapide, come vedete. Quindi non... avremo sorpassato un problema che ci ha causato problemi per molto tempo. Già. Abbiamo anche quasi finito di integrare queste due province. E sono più che altro indeciso su come usare il potere amministrativo. Bella indecisione. Perché non è... È scomparso... Ah no, non abbiamo soldi, ecco perché. Interessante. Invece queste colonie procedono, sì. Questa ha quasi finito. Ok. Ma gli esploratori al momento non servono. E questa è un'altra colonia spagnola, ma... Maledetti spagnoli. Ecco, io penso che sia giunto il momento di dichiarare guerra alla Spagna. Già. Però prima finiamo l'integrazione di questa provincia. Di questa, cioè, provincia, di uno stato, più che una provincia. E anche qui si ha finalmente questo evento positivo atteso da secoli. Wow. Allora, prima di tutto confermiamo... Mio Dio, però... Allora, prima di tutto lo confermiamo perché se no mi sa che rischiamo anche di diventare... Anzi... Ok, abbiamo annesso la Tunisia, questo è chiaro. Ok, abbiamo casus belli contro Tripoli. E qui ci conviene spendere un po' di questo. Ok. Adesso abbiamo questi due eventi. Io direi come prima cosa... perché io ho paura che se non lo facciamo... Se facciamo prima questo andiamo a 38, no? Non dovremmo diventare una monarchia ancora, credo. Comunque non vogliamo diventarlo ancora perché vorrei averlo 666 prima di diventare una monarchia eventualmente. Dato che comunque vogliamo unificare l'Italia prima o tardi, meglio farlo prima. Soprattutto il momento opportuno può essere mentre abbiamo... C'è un Doge 666 come qualità.
glorioso evento. Sapete cosa? Beh, facciamo così. Questo episodio è stato breve però proficuo perché ci ha dato alcuni buoni eventi. Parecchi eventi concentrati sulla storia di Venezia, tra l'altro. Abbiamo integrato la Tunisia. E quasi quasi, anche se è durato poco, davvero poco, lo concluderei qui. E io proverò a vedere che cosa succede in entrambi gli ordini. Però penso che comunque, anzi di sicuro, adesso confermerò Antonio Quirini come Doge e poi ehm, integrerò la Tunisia, cioè confermerò l'integrazione, però andremo a 28 di tradizione repubblicana e quindi praticamente ci appresteremo a diventare una monarchia. Questo è quello che sta per succedere. E quindi alle prossime elezioni, con buone probabilità, diventeremo una monarchia, a meno che ci sia il solito evento che ci salva. E a quel punto cercheremo in tutti i modi di diventare i nuovi imperatori. Dato che tra l'altro l'imperatore ha 66 anni, quindi se riuscissimo a succedergli sarebbe davvero un gran trionfo per noi. Un vero, un vero gran guadagno. Già. E poi comunque nel prossimo episodio ci concentreremo anche e soprattutto sulla continuazione di quello che abbiamo sempre fatto, cioè di eh, sradicare questi maledetti colonizzatori stranieri dall'America. Quindi questo breve intervallo è stato utile appunto per recuperare la manodopera e fare un po' le cose che dovevamo fare nel frattempo. Il lato negativo che ci sarà se diventiamo una monarchia è che perdiamo la forma di governo di repubblica mercantile, quindi perdiamo un mercante. Però non è grave, perché lo riguadagniamo subito il mercante, con le idee di espansione, come vedete. Le idee le possiamo prendere quasi subito. Mi basta fare i due livelli di cui vi parlavo. Dove sono? Qua. Che costano... Quant'è che costa questo? 400. In pratica possiamo farlo subito, sti due livelli volendo. E poi aspettare pochi mesi, un anno praticamente. E avremo di nuovo il mercante. Spero di non perdere quello che è nei Caraibi. No, beh, va bene anche quello. Vabbè, comunque chiudo qui. È stato un episodio sprint, però penso vi sia piaciuto perché comunque ci sono stati eventi positivi. E nel prossimo episodio ci batteremo con tutta la forza per prenderci Malta e quindi togliere dalle acque italiane per sempre la Spagna, magari anche Tangeri per toglierla pure dall'Africa e distruggere tutte le colonie o annetterle, insomma, che gli altri europei stanno costruendo in America. Va bene, alla prossima!